Santo Stefano di Cadore, il punto della procura non è stato un investimento volontario, ma un secondo video prima dello schianto mostra la 32enne tedesca in uno scatto d'ira al volante. Appello alla famiglia della donna, fatevi avanti. Venerdì alle 10:30 Favaro Veneto, l'addio al piccolo Mattia, al Papa Marco e alla nonna Maria Grazia, un'unica commossa cerimonia che Antena 3 seguirà in diretta. Giovedì sera una fiaccolata in memoria delle vittime. Tragedia sul Monte Baldo, nel Veronese, 54enne, turista tedesca, precipita per 100 metri sotto gli occhi del compagno, vani i tentativi di soccorso. Crolla la gru in un cantiere del Ferrarese, operaio 50enne, padovano, resta schiacciato, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. 4.000 profughi in arrivo in Veneto e alcuni stamattina sono stati lasciati davanti ai municipi di diversi comuni del Vicentino, l'ira dei sindaci contro la prefettura. 17.000 firme raccolte in tutto il veneziano contro i tagli alla sanità veneta e consegnate a Palazzo Ferrofini. La protesta dei sindacati, serve un cambio di passo. Affamava il suo setter perché potesse cacciare meglio. Denunciato a Padova il proprietario del cane trovato scheletrico e in fin di vita dalle guardie zoofile dell'OIPA. Trapianto all'avanguardia all'ospedale di Padova. Per la prima volta prelevati 2 parti di fegato da donatori viventi e innestati in un paziente. 2 nipoti hanno salvato la zia con un intervento innovativo durato 20 ore. Buonasera, ben ritrovati. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3. Partiamo naturalmente dalla strage di Santo Stefano di Cadore perché questa mattina la Procura di Belluno ha fatto il punto sulle indagini. Sentiamo. Il profilo di responsabilità che è stato ritenuto in questo momento è quello di aver viaggiato a una velocità superiore a quella consentita e comunque tenendo una condotta di guida non adeguata alle caratteristiche del posto. Giovedì scorso Angelica Hutter non si trovava alla guida sotto l'effetto di alcol o droga, non stava utilizzando il cellulare, ma è verosimile che fosse in uno stato d'ira per motivi ignoti e che questo abbia allentato o alterato la sua attenzione, rendendo possibile ciò che è accaduto a Santo Stefano. Una manciata di minuti prima dell'incidente la donna viene ripresa da una telecamera in una zona poco distante da via Udine. Avrebbe avuto, lo cito perché c'è già nell'ordinanza, una reazione diciamo imprevedibile, scomposta, dopo aver riempito d'acqua alcune bottiglie a una fontana che si trova vicino alla strada dove è avvenuto l'incidente, dove si era fermata con gli sportelli aperti, tutti e 4 e anche il portellone posteriore. Viene riferito dal testimone avrebbe improvvisamente chiuso con forza portiere e sportellone, avrebbe lanciato per aria alcune delle bottiglie che aveva riempito e sarebbe partita. Partendo avrebbe compiuto una manovra di inversione nel piazzale di un'officina che viene riferita da un'altra persona, la quale sostiene che questa manovra fu molto repentina e pericolosa, tanto poi da rischiare di entrare in collisione con un'altra autovettura, quella della testimone che stava uscendo da un passo carraio e che si era trovata di fronte. Elementi che potrebbero aver avvalorato l'ipotesi tanto grave quanto suggestiva di una volontarietà dell'atto che hanno convinto il procuratore Luca ad esporre alla stampa, convocata al comando provinciale dei Carabinieri di Belluno con decreto, lo stato delle indagini per evitare ricostruzioni che possano portare ulteriore carico di dolore ai familiari delle vittime. La 32enne bavarese è accusata di omicidio stradale plurimo per avere investito e ucciso 3 persone e tra loro un bimbo di soli 2 anni. Ieri la donna non ha partecipato all'udienza di convalida della misura cautelare in carcere, confermata dalla GIP Enrica Marson, perché è ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia per accertamenti sul suo stato di salute. Ieri è stata ritenuta non in condizioni di partecipare coscientemente all'udienza di convalida dell'arresto. Questo non significa che ci sia una premessa che apre le porte alla incapacità di intendere e di volere. Una situazione temporanea, ha chiarito il procuratore, che potrebbe anche dipendere da shock post-traumatico e quindi non essere legata a situazioni pregresse di disagio, anche se proprio in ordine al disagio vi è più di un indizio rispetto alla modalità di vita intrapreso dalla giovane che da mesi in solitudine girovagava con l'auto intestata al padre, che era diventata la sua casa. Non stava telefonando, quindi l'ipotesi della distrazione o uso del telefono cellulare andrebbe al momento esclusa. Ovviamente per capire, date queste zone d'ombra molteplici, che cosa è accaduto sarebbe molto importante avere il contributo diretto
della Utter. Al momento, ha affermato il procuratore, la Utter ha detto di non ricordare alcunché. Certo, sarebbe importante se i genitori che non hanno ancora inoltrato richiesta di colloquio si facessero vivi per consegnare eventuale documentazione medica pregressa utile ad accelerare il procedimento. Per ora si procede con consulenze tecniche e acquisizione di informazioni. Successivamente, quando cesseranno le condizioni che hanno determinato il ricovero della Utter in ospedale, ci saranno 5 giorni di tempo per procedere all'interrogatorio, che è obbligatorio pena l'estinzione della misura cautelare. E venerdì mattina invece alle 10:30 a Favaro Veneto l'addio al piccolo Mattia, al papà Marco e alla nonna Maria Grazia. Un'unica cerimonia che Antenna 3 seguirà in diretta. Giovedì sera una fiaccolata in memoria delle vittime. È arrivato il nulla osta per i funerali di Marco Antoniello, Maria Grazia Potente e il piccolo Mattia, e con esso la conferma che il funerale sarà celebrato venerdì alle 10:30 nella chiesa di Sant'Andrea a Favaro Veneto. Proprio questa mattina si è svolto un secondo sopralluogo tra Vela, la municipalità, la parrocchia e il comune per pianificare la logistica della cerimonia funebre, che sarà seguita in diretta dalla nostra emittente. Mentre nel municipio di Favaro è in corso una sottoscrizione di raccolta fondi per aiutare le famiglie Antoniello e Potente. Da questa mattina è disponibile presso la municipalità di Favaro un libro dove i cittadini possono venire a firmare e a scrivere il loro pensiero verso i familiari delle 3 vittime innocenti della tragedia immane di Santo Stefano di Cadore. È il momento di far sentire la nostra vicinanza. Ringrazio quanti verranno a portare il loro pensiero e a firmare, e ringrazio quanti contribuiranno a diffondere questa notizia. Intanto giovedì, alla vigilia del funerale, ci sarà una fiaccolata dei cittadini alle 21:15 dalla chiesa di Sant'Andrea di Favaro alla chiesa della Natività di Dese, organizzata dalle maestre della scuola materna. Mentre continuano ad arrivare messaggi di vicinanza, come quello dell'ex direttore dell'Ulstre Serenissima, che conosceva bene Maria Grazia, il marito e la figlia Elena, tutti dipendenti dell'azienda sanitaria. Siamo molto vicini alla famiglia Potente e naturalmente c'è questo dispiacere molto forte di quello che è successo. Andiamo avanti con la cronaca. Precipita per 100 metri sotto gli occhi del compagno. Tragedia sul Monte Baldo nel Veronese. Vittima una turista tedesca 54enne, stava percorrendo una traccia sotto il sentiero che passa in cresta verso Col Santo quando è caduta. Sul posto è stato inviato l'elicottero di Trento Emergenza, che ha sbarcato l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso a una 50 di metri di distanza. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione, purtroppo inutilmente. Anche il compagno della donna è stato imbarcato sull'eliambulanza e riportato a valle. Ed è ricoverato in condizioni molto gravi e con la prognosi strettamente riservata all'ospedale maggiore di Bologna un operaio di 50 anni travolto dal crollo di una gru. In un cantiere edile ad Argenta, in provincia di Ferrara, l'uomo operaio di un'impresa di Padova era intento a rimuovere dei pannelli di Eternit dalla copertura di un capannone. I pannelli venivano calati a terra con l'uso della gru, che a un certo punto, per cause in corso di accertamento, si è svincolata dal suolo e si è ripiegata sul ponteggio su cui lavorava l'operaio. Sono intervenuti subito i soccorsi del 118 con l'ambulanza, l'automedica e anche in questo caso l'elisoccorso. Ora andiamo alla manifestazione al presidio con consegna in Consiglio regionale di 15.000 firme raccolte in queste settimane in provincia di Venezia per salvare la sanità pubblica. Noi chiediamo un aumento dei finanziamenti alla sanità pubblica, chiediamo al Consiglio regionale di schierarsi per chiedere al Governo un aumento dei fondi. Servono risorse per far funzionare il nostro sistema, per permettergli di assumere personale, di pagarlo adeguatamente e di fare in modo che anche i veneti non debbano aspettare mesi e mesi per una visita. Oltre 15.000 firme raccolte da Chioggia a Portogruaro lungo tutta la città metropolitana di Venezia per chiedere un rafforzamento della sanità pubblica, per l'abbattimento delle liste d'attesa e contro i tagli e le privatizzazioni che secondo la CGIL minacciano il settore. Il corteo del sindacato arriva in Calle Larga 22 marzo per depositare la petizione in Consiglio regionale, firme che denunciano una sanità che non viene più considerata un fiore all'occhiello del Veneto. È del tutto evidente che è una favola che continuiamo a raccontarci, lo dimostrano le numerosissime cliniche private che stanno aprendo anche nel nostro territorio. Il privato ovviamente non viene per fare beneficenza, lo fa per fare il proprio business, ma viene perché c'è un mercato e il mercato è
quello della salute dei cittadini che non trovano risposte dal pubblico. Molti anni fa non era così. A Palazzo Ferrofini la delegazione della CGIL viene accolta da diversi consiglieri regionali e dal presidente dell'Assemblea Roberto Ciambetti. Stiamo soffrendo le cose che purtroppo capitano anche in altre regioni d'Italia, quindi la mancanza dei medici di base. Quindi noi raccoglieremo queste firme, ma da parte di questa amministrazione non c'è alcuna iniziativa che va verso il privato. C'è un problema di liste d'attesa. C'è un impegno preciso col nuovo dirigente arrivato, il dottor Annichiaro, che ha come primo obiettivo è quello di contenere, ridurre e, se possibile, appunto, non dico azzerare, ma rendere compatibili le liste d'attesa con le esigenze degli utenti. Le firme che abbiamo raccolte, le abbiamo fatto questa raccolta nei mercati, nei posti di lavoro, nelle piazze. Abbiamo, da questo punto di vista, visto i cittadini esasperati per l'attesa dei tempi di risposta del sistema sanitario. Per questo chiediamo al Consiglio regionale un chiaro cambio di passo, consegnando la presa di posizione molto chiara di migliaia di cittadini. Emergenza immigrazione, l'accoglienza al collasso, 4.000 profughi in arrivo in Veneto, alcuni stamattina sono stati lasciati davanti ai municipi di diversi comuni del Vicentino. 4.000 profughi in arrivo in Veneto, è l'allarme dell'ultima estate. Nella serata di ieri la prefettura di Vicenza avverte che sono in arrivo dei profughi, vengono allertati alcuni comuni e inizia così una giornata che entra nella storia. Il sistema dell'accoglienza va in tilt, in alcuni comuni gruppetti di migranti vengono lasciati davanti ai municipi, come ad Altavilla Vicentina. Sì, alle 10 circa ci siamo trovati accoccolati nei gradini del municipio. È vero che c'era stato un preavviso della prefettura, una specie di diktat, cioè vi riportiamo, però pensavo che almeno ce li consegnassero. Addirittura io stamattina alle 5 sono venuto davanti al municipio, perché avrebbero dovuto arrivare, secondo le comunicazioni date, alle 5 del mattino. Invece si è alzato, ha fatto una alzataccia per nulla perché poi non li ha trovati, in cambio dopo qualche ora se li è trovati lì sui gradini del municipio. Esatto, è passato un pulmino veloce, li ha scaricati, qualcuno l'ha visto e abbiamo visto questi ragazzi accoccolati nei gradini, anche non del tutto in forma, insomma. La modalità si ripete anche in altri comuni del Vicentino. Qui siamo a Sovizzo. A pochi metri dal municipio, che è qui accanto, davanti alla posta, su una panchina sono stati lasciati alcuni migranti. Ecco, qui in questo momento ce n'è uno che si sta rifocillando. Lei è della Caritas. È questo il nuovo sistema con cui vengono portati i migranti? No, no parole, non so cosa dire, penso che chi sarà preposto darà delle spiegazioni. Noi intanto come Caritas ci stiamo attivando così per dare un primo aiuto, un primo soccorso. Intanto nel suo ufficio il sindaco Paolo Garbin sta scrivendo una lettera alla prefettura in cui spiega le evidenti difficoltà in cui si trova il comune di Sovizzo nel trovare un'accettabile sistemazione per i profughi lasciati davanti al municipio. Di fatto noi dobbiamo anche curare queste persone e avere anche a cuore il fatto che sono delle persone e non dei pacchi postali. Se c'è un'emergenza va affrontata, ma va affrontata insieme, non lasciando da soli, come in questo caso, i sindaci. I sindaci fanno fronte comune. Quello che è successo ad Altavilla e a Sovizzo nella stessa mattina accade anche a Cornedo Vicentino, a Castelgomberto, a Brogliano, a Trissino e a Gambellara, dove i sindaci si trovano gruppetti di migranti da collocare. Tra i migranti che sono stati collocati praticamente nottetempo, scaricati sulla strada e che adesso mi trovo a dover gestire. Una operatività che lascia senza parole, ma soprattutto una mancanza di dignità umana rispetto e verso queste persone. Certo che noi non abbandoniamo le persone per strada, tuttavia questa modalità di gestione dell'immigrazione non è accettabile ed è una mancanza di rispetto che non avevo mai visto nei confronti della popolazione di Castelgomberto e nei confronti degli stessi migranti, che vengono trattati letteralmente come pacchi. Giovedì il prefetto ha convocato i sindaci del Vicentino. Sarà una giornata ad alta tensione. I sindaci arriveranno con le loro ragioni. L'accoglienza è sempre più complicata. Il sistema rischia di andare in tilt. E rispetto ai migranti è stato firmato un protocollo condiviso tra Regione, ANCI e Prefetture per sperimentare un'accoglienza diffusa, ma il Partito Democratico replica: il Veneto è in ritardo.
È una delibera che abbiamo approvato, si firmerà un accordo con Prefettura di Venezia per le prefetture e comuni, quindi ANCI, con il sindaco Conte, per cercare di coordinare quello che è poi il grosso problema dell'arrivo di migranti nei territori. A preoccupare il governatore, che non ha risparmiato una frecciatina all'Europa, è il rischio di un'altra Cona, il cui hub, il più grande del Veneto, è stato chiuso definitivamente a dicembre 2018. Noi non vogliamo rivedere situazioni tipo Cona o altre situazioni che abbiamo avuto in passato. Ovvio è che i numeri sono numeri importanti, la preoccupazione è tanta e soprattutto io faccio appello all'Europa che se c'è batta un colpo, perché è un convitato di pietra che non dà segnali, e dall'altro al governo che si trovino tutte le modalità per fare accordi a livello internazionale con i paesi, fra l'altro, dai quali partono questi migranti, affinché si possano creare condizioni lì perché possano restare direttamente nel loro territorio. Le proiezioni a livello nazionale sono inquietanti, continua Zaia, perché se l'anno scorso sono arrivati via mare 90.000 migranti, quest'anno potrebbero raddoppiare. Da qui l'importanza del protocollo che sarà siglato nei prossimi giorni a Cacorner. Stiamo perseguendo con la Regione un'attività di grande collaborazione istituzionale, perché l'immigrazione, come vi avete ben presente, è un fenomeno che va governato. Questo protocollo ci aiuterà a governare meglio l'immigrazione. Ma secondo il segretario veneto del PD Martella, la regione è in ritardo. Si sapeva da mesi che questa nuova ondata migratoria sarebbe arrivata, ha detto, ma solo ora, emergenza in corso, la regione si appresta a firmare il protocollo con i comuni. Serviva e serve, continua, una strettissima collaborazione e un forte supporto ai sindaci del territorio, che devono gestire in prima persona gli arrivi da Lampedusa. Invece, conclude, siamo di fronte a un cortocircuito che sta producendo le fibrillazioni di queste ore. Ci fermiamo qualche secondo, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, bollette a costo zero per 10 anni e la truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Conegliano. Abbiamo individuato 2 società attive nel Coneglianese, operanti nel settore energetico, che hanno offerto ai propri clienti, parliamo più di 750 persone, hanno offerto un pacchetto di investimenti onnicomprensivo che includeva appunto la vendita e l'installazione di apparecchi di efficientamento energetico, ad esempio caldaie, condizionatori o quant'altro, e soprattutto parte preponderante dell'investimento la cessione di forniture pluriennali di energia elettrica o gas. 750 clienti truffati prevalentemente nel territorio del nord-est. Una pubblicità incisiva, fortemente attrattiva, che si diffondeva soprattutto nei social network, quella delle 2 società energetiche che tentavano di raggirare potenziali clienti fornendo prezzi e agevolazioni estremamente convenienti. A parte i prezzi molto convenienti che le 2 società hanno praticato, veniva prospettato ai clienti appunto la possibilità di detrarre interamente l'investimento nella dichiarazione dei redditi. Il pacchetto offerto ai clienti prevedeva la vendita degli apparecchi per l'efficientamento energetico e una fornitura pluriennale di luce e gas. L'attrattività dell'offerta consisteva soprattutto sul promettere ai clienti bollette a costo zero per 10 anni e la totale detraibilità dell'investimento, compresa dunque la quota delle forniture di energia di fatto non scaricabili. Nel momento in cui le 2 società hanno perso la possibilità di erogare l'energia elettrica, il cliente, che non poteva rimanere senza fornitura, è passato poi al servizio di maggior tutela e si è visto recapitare le bollette, questa volta non più a zero come è avvenuto in quegli anni, ma con gli importi da pagare. Quindi con la beffa, se vogliamo, di aver sostenuto un investimento ingente all'inizio e di doversi poi trovare a pagare dopo 2 anni le bollette, che invece gli era stato promesso che non avrebbe pagato per 10 anni. 4,5 milioni di euro è l'importo calcolato come danno all'erario. Questa cifra rappresenta la quota parte del pacchetto di investimento che appunto rappresenta la cessione pluriennale di energia elettrica o gas, quindi la base di calcolo, diciamo, per quelle detrazioni che in realtà non potevano essere fatte. La Guardia di Finanza ha inoltre scoperto che le 2 società hanno impiegato in maniera irregolare oltre 100 lavoratori, 32 le persone denunciate alla Procura di Treviso.
Il cane di un cacciatore, un setter scheletrico in fin di vita, è stato salvato dalle guardie zoofile dell'OIPA a Padova e il proprietario, indagato per maltrattamenti, rischia ora da 3 a 18 mesi di reclusione o una multa da 5 a 30.000 euro. L'animale, a detta dell'uomo, era in quelle condizioni perché, se affamato, avrebbe, così ha detto, cacciato meglio. Il cane è stato sequestrato dall'OIPA su disposizione della Procura della Repubblica di Padova e ricoverato a spese dell'associazione in una clinica veterinaria. Ora è in via di ripresa. Sami, così lo abbiamo chiamato, ha 4 anni ed era costretto a vivere in un evidente contesto di maltrattamento. Pesava solo 6 kg, pensate, era steso a terra e non riusciva ad alzarsi, ha raccontato la coordinatrice delle guardie zoofile OIPA di Padova e provinciale Laura Maggiolo. Ora andiamo alla nuova frontiera della medicina all'ospedale di Padova, dove è stato effettuato uno straordinario trapianto di fegato con una tecnica utilizzata per la prima volta in Europa. I medici l'hanno definito un miracolo veneto, un intervento chirurgico di 20 ore, 50 professionisti dell'azienda ospedale Padova impegnati in sala operatoria, una nuova frontiera della chirurgia. Per la prima volta in Italia e in Europa, infatti, l'equipe del professor Umberto Cillo ha effettuato un trapianto di fegato innovativo. Sono state prelevate 2 parti di fegato da 2 donatori viventi e inserite in un unico paziente. In assoluto siamo i primi per trapianti a livello nazionale, lo dobbiamo a questi eccezionali professionisti, ai loro team, e ancora oggi un altro grande primato a livello nazionale. Sono molto orgoglioso di questa realtà dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Pensate che fa il 10% dei trapianti di tutta Italia, quindi una realtà veramente molto importante, non solamente in area trapiantologica ma in tante altre aree di attività. A differenza delle donazioni tradizionali da vivente, quando a un singolo donatore si esporta il 65% del fegato, 2 giovani nipoti della donna hanno deciso invece di donare il 25% del proprio fegato, permettendo il doppio trapianto per ricostruire l'organo della zia. Con un minimo impegno per entrambi i donatori, questa è la forza dell'intervento. Certo sono 2 interventi anziché 1, ma l'impegno è davvero minimo. In 30 giorni i fegati sono già rigenerati ormai, sono già passati, e i donatori hanno ripreso una vita banale e come dire, completamente regolare dopo solo 3-4 giorni. La prossima frontiera è quella infatti di garantire sempre più sicurezza ai donatori. Tanto più i donatori sono sicuri, tanto più avremo chi si mette a disposizione del prossimo e garantisce una speranza ai pazienti. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, adesso le previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo. Siamo nel clou di un'intensa e insistente ondata di caldo portata dall'anticiclone africano. Bel tempo e tassi di umidità davvero elevati. Il dettaglio di mercoledì 12 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo limpido, tranne in montagna, dove nel pomeriggio sera non sono esclusi dei temporali sparsi. Dal punto di vista termico insisterà ovunque il caldo afoso, caratterizzato da notti tropicali. Temperature minime infatti comprese tra 18 e 25 gradi, massime sui 31-37 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo sgombro da nubi. In serata sui monti sarà possibile una maggiore variabilità con qualche rovescio. Temperature minime sui 22-23 gradi, massime intorno ai 32-33 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Sarà soleggiato, ma con qualche temporale al pomeriggio, specie sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 35-37 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.